imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us. Amici di Ciclismo Web, buona domenica, ben ritrovati. Oggi, 10 agosto 2025, uno degli appuntamenti più attesi dell'intera stagione ciclistica, ovvero la 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Siamo a Poggiana appunto per questa gara internazionale dedicata e riservata alla categoria Under 23, il meglio della categoria proveniente da ogni parte del mondo si è dato appuntamento proprio qui a Poggiana per contendersi questo importantissimo risultato giunto ormai a quasi mezzo secolo di storia, perché nel 2026 appunto gli amici della Asolo Bike Poggiana del presidente Gianpietro Bonin festeggeranno la 50esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, una manifestazione, ribadisco, molto attesa, tra l'altro per noi di Ciclismo Web un fiore all'occhiello dal punto di vista della produzione. Siamo presenti chiaramente in massa con tutta la nostra squadra e con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione per non farvi perdere nulla di questa attesissima 49esima edizione. Prima di iniziare e di andare a seguire appunto la 49esima edizione, però andiamo immediatamente a vedere cosa è successo, a fare un breve recap e a vedere cosa è accaduto nell'edizione del 2024 con questo servizio preparato e confezionato dal nostro direttore Andrea Finn. Prego la regia.
Un appuntamento unico nel suo genere, un palcoscenico in grado di spalancare le porte del professionismo ai propri protagonisti e soprattutto una giornata indimenticabile per gli appassionati delle due ruote. Anche nel 2024 il Gran Premio Sportivi di Poggiana, edizione numero 48, ha regalato grandi emozioni e soprattutto una giornata imperdibile a quanti hanno il cuore che batte per il grande ciclismo. I migliori under 23 si sono dati appuntamento sulle strade della Marca Trevigiana per andare a contendersi la 48esima edizione della Stars Combat, valida anche per il trofeo Bonin Costruzioni e per il Gran Premio 2G Verniciatura. Una sfida completamente inedita, quella che si è disputata sulle strade della Marca Trevigiana sul rinnovato tracciato disegnato da patron Gianpietro Bonin con la collaborazione e le idee del suo braccio destro Loris Civiero. Così, dopo la consueta kermesse sulle strade di Poggiana, ci si è spostati ai piedi del Monte Grappa per andare ad affrontare 4 tornate del circuito collinare contraddistinto dalle salite di Cassanego e Santa Lucia. Ebbene, un percorso che è stato promosso a pieni voti dallo spettacolo offerto dai protagonisti della Stars Combat, con il norvegese Jørgen Nordhagen che ha messo subito in chiaro le cose. Il portacolori del team Visma Lisa Bike Devo infatti è riuscito ben presto a liberarsi della compagnia degli avversari, ha fatto la differenza in salita e si è involato tutto solo verso il gran finale, dove ad attenderlo come da tradizione c'era il pubblico delle grandi occasioni. Alle sue spalle un drappello con tutti i più attesi della vigilia che non hanno mai mollato un secondo, ma che non sono riusciti a contenere lo strapotere del ragazzo in casacca giallonera. È così che a Poggiana si è assistito ad un vero e proprio braccio di ferro che ha tenuto tutti con il fiato sospeso sino all'arrivo in solitaria a braccia alzate di Jørgen Nordhagen, un vincitore che va così ad iscrivere il proprio nome nel già prestigiosissimo albo d'oro del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Poggiana Stars Combat 2024 va ad incoronare un re incredibile dalla Norvegia, Jørgen Nordhagen! Sul podio con il norvegese sono saliti il piemontese Manuel Oioli della Q36.5 e il veronese Cesare Chesini della Zalfero Mobile Desiree Fior. Un podio di grandi nomi attorniato dalle migliori realtà aziendali del territorio che anche nel 2024 sono state al fianco dello staff dell'UC Asolo Bike per dare vita ad un grande evento che continua a guardare al futuro.
Con queste bellissime immagini del podio 2024 con il Jørgen Nordhagen che trionfò appunto la stagione scorsa, Manuel Oioli che sarà protagonista anche in questa edizione del 2025 e Cesare Chesini che andò a completare il podio appunto dell'edizione 2024. Io direi con la regia di partire con le immagini registrate delle fasi preliminari e poi andremo direttamente in corsa con le immagini live che già sono pronte e chiaramente con piacere inizieremo a proporvi per andare a seguire le fasi di preparazione e la presentazione delle varie formazioni che sono al via di questa edizione numero 49 del Gran Premio Sportivi di Poggiana, Gran Premio Bonin Costruzioni e Gran Premio 2G Verniciatura. Sono ben 36 le formazioni, 176, quindi il limite massimo consentito dall'Unione Ciclistica Internazionale, considerato, e ribadisco e sottolineo che questa è una prova appunto internazionale dedicata alla categoria Under 23, tanto pubblico, tanto caldo, momenti prima della partenza anche molto toccanti in cui l'organizzazione, appunto presieduta dal presidente Gianpietro Bonin, ha voluto ricordare alcune figure di atleti e di amici del Gran Premio Sportivi di Poggiana che per varie ragioni purtroppo non sono più tra noi. È stata tra l'altro consegnata una medaglia d'oro, lo vedete, la medaglia d'oro intitolata a Manuel Contarin, ex sindaco di Riese Pio X, da sempre molto vicino al Gran Premio Sportivi di Poggiana e a tutte le iniziative che la Asolo Bike Poggiana mette in campo, con una appunto medaglia d'oro che è stata consegnata a Giovanni Visconti. Un altro momento toccante, il ricordo di Simone Roganti con la consegna da parte di Gianpietro Bonin alla famiglia del povero Simone Roganti del numero 84, perché Simone Roganti che mancò il 30 agosto del 2024 a causa di un malore improvviso, qualche giorno prima, proprio alla 48esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, corse, si piazzò in 9ª posizione e portava il dorsale numero 84. L'organizzazione ha deciso da questa 49esima edizione di ritirare il numero 84, che non sarà più assegnato a nessuno, appunto in memoria e in ricordo del povero Simone Roganti, ed è stato particolarmente toccante la consegna ai genitori di Simone. Poi è stato ricordato anche Samuele Privitera, scomparso, il giovane ventenne scomparso il 16 luglio scorso nella prima tappa, la Aosta della edizione 2025 del Giro ciclistico della Valle d'Aosta. Avrebbe dovuto essere Samuele Privitera al via, il giovane ligure sfortunatissimo che però in quell'incidente ha perduto la vita. Quindi momenti toccanti prima del via. Nonostante il grande caldo è stata una partenza pancia a terra da parte dei 176 corridori, un inizio gara dove si è percorso il circuito iniziale di 12 km per 4 tornate. Ci sarà una ultima tornata di questo circuito quando i corridori ritorneranno a Poggiana di Riese Pio X e affronteranno appunto un'ultima tornata di 12 km simile, uguale a quelle che hanno affrontato in precedenza. Ma siamo già nel tratto più impegnativo e anche, diciamo così, quello che rappresenta l'anima dal punto di vista tecnico di questa manifestazione, perché siamo sul circuito delle colline. Questo circuito di 18 km e 700 metri che i corridori percorreranno ben 4 volte, contraddistinto dalle salite di Cassanego e di Santa Lucia. La salita di Cassanego 1750 metri con una pendenza media del quasi il 9%, una pendenza massima nelle fasi iniziali che arriva al 15%, e poi la salita di Santa Lucia più breve, 1450 metri, ma una pendenza media del 9,5% e pendenze massime che arrivano al 13%. Siamo già con le immagini in diretta che riusciamo a garantirvi e a proporvi grazie all'instancabile lavoro della nostra squadra che oggi è al completo appunto per proporvi
per produrre, per proporvi con la consueta qualità questa 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Su Moto 1 Silvano Daros e Andrea Fin, e sono coloro che ci stanno proponendo appunto queste immagini sulla testa della corsa. Su Moto 2 Sante Garlante e Roberto Casarin, una telecamera fissa sul traguardo gestita da Stefano Negri, che poi ci consentirà anche più avanti di collegarci con la nostra inviata Anna Chiara Dinale, che è lì a Poggiana di Riese Piodecimo. Il drone, le immagini dal drone gestito come da consuetudine da Andrea Tonin, qui in studio insieme al sottoscritto Silvio Martinello a farvi compagnia nel racconto di questa manifestazione, la regia e il coordinamento di Manuel Cantone e Fabio Simonetto, che coordinano il lavoro di tutta la squadra. La situazione: siamo al terzo Gran Premio della Montagna, superato da poco. Qui stiamo già affrontando per la seconda volta la salita che porta a Santa Lucia. Abbiamo 3 corridori al comando, con il dorsale numero 14 Sebastian Putz della Red Bull Bora Hansgrohe, con il dorsale numero 28 Matti Dodd della Tirol KTM Cycling Team, con il dorsale 77 Jack Brough della Aix-Provence Dole. 2 britannici, il secondo e il terzo che vi ho citato, invece il primo che vi ho citato, Sebastian Putz, un corridore austriaco appunto della Red Bull Bora Hansgrohe. Questi 3 corridori hanno un vantaggio di 1 minuto e 10 su Matteo Scalco, che è tutto solo al loro inseguimento, e 1 minuto e 40 sul gruppo principale. Una giornata di grande caldo. Sono stato anch'io alla partenza, invitato appunto da Gianpietro Bonin e dal suo staff alla partenza da Poggiana, e vi assicuro che il caldo è veramente un caldo importante, quello che ha investito tutto il nostro paese praticamente in questo inizio agosto. È un caldo che da previsioni ci trascineremo per un paio di settimane, quindi un Ferragosto garantito per chi è in vacanza, certamente con il grande caldo, ma per gli atleti chiaramente che sono impegnati a sforzi non indifferenti, insomma sarà anche questa una componente che renderà la corsa ancor più selettiva. Abbiamo sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra invece vedete il gruppo inseguitore, il gruppetto inseguitore, i 3 uomini al comando, con Matti Dodd, il britannico della Tirol KTM Cycling Team, a fare l'andatura. In seconda posizione il connazionale della Aix-Provence Jack Brough, e in terza posizione con il dorsale numero 14 in maglia Red Bull Bora Hansgrohe vedete l'austriaco Sebastian Putz, che stanno pedalando verso il Gran Premio della Montagna di Santa Lucia. Tanto pubblico naturalmente, il coinvolgimento anche di i grandi organizzatori che nel mese di aprile organizzano le grandi manifestazioni internazionali che caratterizzano la primavera della categoria Under 23, perché insomma ho visto e salutato con molto piacere Fabrizio Furlan, Mattia Amadio, Veloce Club San Vendemiano, che organizzano sia la gara internazionale Under 23 che la gara internazionale dedicata alla categoria Juniores. Ho salutato l'amico Claudio Busetti dell'Internazionale di Solighetto, l'amico Mario De Rosso del trofeo Piva di Colla San Martino e l'amico Carlette della internazionale di Villa di Cordignano. Quindi tutti presenti a dare manforte, a dare sostegno all'organizzazione della Asolo Bike Poggiana, presieduta appunto da Gianpietro Bonin, con i quali da diverse stagioni insomma queste grandi organizzazioni hanno tessuto una importante sinergia e collaborazione per cercare naturalmente di proporre manifestazioni sempre all'altezza con i tempi e con le grandi responsabilità naturalmente che è necessario assumersi per organizzare eventi di questa caratura. Vedete, sulla sinistra mancano 68 km al traguardo, siamo nel corso della seconda tornata del circuito delle colline.
circuito che misura 18 km e 700 metri che i corridori percorreranno per 4 volte. Nelle immagini e nell'interessante riassunto dell'edizione 2024 avete visto in alcune fasi un gran polverone, perché c'era un tratto l'anno scorso, lo ricorderete, di questo rinnovato percorso del Gran Premio Sportivi di Poggiana, perché fino al 2023 si svolgeva tra le colline di Asolo e Monfumo, poi insomma ci sono state qualche, lo diciamo senza nessuna polemica, insomma qualche difficoltà con gli amministratori di quella zona, con qualche amministratore che storceva un po' il naso, e pertanto l'organizzatore Gianpietro Bonin ha trovato con Loris Civiero, il suo braccio destro, hanno trovato questa interessantissima alternativa che non ha fatto assolutamente perdere la caratura dal punto di vista tecnico e atletico nulla alla manifestazione, che continua a richiamare atleti da tutto il mondo, formazioni da tutto il mondo, e continua a proporre appunto vincitori di grande livello, come è accaduto nel 2024 con l'arrivo solitario del norvegese Jørgen Nordhagen del team Visma Lease Bike. Team Visma Lease Bike, formazione Continental, formazione sviluppo, che non è al via in questa edizione 2025 perché il calendario li ha portati verso altri lidi, ma che hanno lasciato il segno appunto nella 48esima edizione, che ha visto appunto l'esordio di questo nuovo percorso, una scelta azzeccatissima ancora una volta, che ha premiato gli organizzatori, che sono ritornati a proporre lo stesso circuito, lo stesso percorso, lo stesso chilometraggio, 164 km e 500 metri per un dislivello totale positivo di 1900 metri. Ecco, quel tratto di strada sterrata che nel 2024 caratterizzò, insomma, sollevando un gran polverone appunto dal punto di vista pratico, perché insomma quando si transitava sia i mezzi che anticipano, sia i mezzi al seguito della corsa, ma anche i corridori con le loro biciclette alzavano un gran polverone. Ecco, quel tratto è stato cementificato, pertanto insomma, non c'è più lo sterrato vero e proprio, ma i corridori avranno la possibilità di pedalare in quel tratto appunto che è stato cementificato, non asfaltato, come diceva proprio Gianpietro Bonin, il presidente della società organizzatrice, è stato cementificato. Pertanto siamo con le immagini ora dal drone che ci propongono ancora il terzetto al comando formato sempre da Matty Dodd, Jack Brough, entrambi britannici, dall'austriaco Sebastian Putz. Eccoli qua, i 3 uomini al comando quando mancano 66 km e 200 metri. La corsa è ancora apertissima, naturalmente il ritardo del gruppo principale è segnalato da Radio Informazioni a 1 minuto e 15. Io direi, se la regia è d'accordo, siccome abbiamo diverse interviste, inizierei con le interviste istituzionali andando ad ascoltare proprio le parole, le impressioni del presidente della società organizzatrice, ovvero dell'Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana, Gianpietro Bonin. Prego la regia. Siamo con padron Bonin, la 49esima edizione è ormai alle porte, ma l'impegno sappiamo che è già pronto per il prossimo anno, le nozze d'oro finalmente del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Ma sicuramente quest'anno sarà il 50esimo, per cui dovremo pensare a fare qualcosa di diverso, di nuovo e di grande. Però pensiamo ad oggi, 49esima edizione, quindi una storia del ciclismo qui a Poggiana, ma a livello internazionale appunto dal 2011, quindi ci sarà grande attesa qui a Poggiana da parte di tutti. Ti lascio già andare, sì, perché... No, ho fatto troppo un po' tutto veloce, non avevo troppo più squadre. Sì. Bene, abbiamo sentito anche un tesissimo Gianpietro Bonin, giustamente, insomma l'intervista è stata rilasciata prima della partenza e sappiamo insomma le responsabilità a cui vanno incontro gli organizzatori, e soprattutto anche perché c'è l'attenzione a piccoli dettagli che però fanno la differenza, piccoli dettagli dal punto di vista organizzativo, con i tanti ospiti, anche le istituzioni naturalmente presenti, i rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana, ho visto il consigliere nazionale Sandro Checchin, il presidente regionale Mario Guerretta, grandi campioni da Simone Fraccaro a Giovanni Battaglin, a Giovanni Visconti,
a Gilberto Simoni, arrivato vestito da ciclista, che infatti pensavamo che volesse prendere il via, insomma è una battuta naturalmente, è venuto a seguire, lui che fa parte dello staff della formazione nella MBH Bank Ballan Colpac, è venuto chiaramente a seguire da vicino i propri atleti. Queste immagini dall'alto ci danno ancora la prospettiva di quale sia la situazione, sempre i 3 uomini al comando, abbiamo 5 uomini all'inseguimento, non siamo ancora in grado, anzi siamo in grado di darvi anche i nomi dei 5 uomini all'inseguimento, eccoli qua. Si tratta di Matteo Scalco della VF Group Bardiani CSF Faizané, del dorsale 54 Francesco Vecchiuti della Campana Imballaggi Geotex, del dorsale 68 Thomas Rossetti General Store SGB Fratelli Curia, del dorsale numero 80 Raphael Potier della Aix-Provence Dole e del dorsale 150 francese Raphael Potier, l'olandese della Wieler Plug Grot Amsterdam Sem Benties. Questi sono i 5 atleti che sono all'inseguimento dei 3 uomini al comando, ripeto, Matty Dodd, Jack Brough e Sebastian Putz. Il gruppo principale è cronometrato a 1 minuto e 15 di ritardo. Sono fasi di avvicinamento, siamo ormai nel corso della terza tornata del circuito delle colline, a breve i corridori andranno ad attaccare per la terza volta la salita di Cassanego, 1750 metri con pendenze medie al 9%, pendenze massime però che arrivano al 15%. Io direi a questo punto, mentre ritorniamo con le immagini in diretta del terzetto al comando, però stacchiamo nuovamente con il nostro Odone, nel frattempo abbiamo anche il ritardo dei 5 uomini all'inseguimento che è di 48 secondi, nei confronti del terzetto al comando, aumenta il ritardo del gruppo principale, 1 minuto e 38, 1 minuto e 38, quindi i 3 uomini al comando rendono la vita dura agli uomini del gruppo e rendono la vita dura anche ai 5 uomini al loro inseguimento che vediamo inquadrati in questo momento: Matteo Scalco, Francesco Vecchiuti, Thomas Rossetti, Raphael Potier e Sem Benties, con chiaramente il dorsale numero 80 Raphael Potier, compagno di squadra di Jack Brough alla Aix-Provence Dole, che non tira, non collabora perché naturalmente è un compagno di squadra nel terzetto di testa, quindi situazione abbastanza comoda per il francese della Aix-Provence, che ha la possibilità appunto di rimanere a ruota nel quintetto che è all'inseguimento dei 3 uomini al comando, che vediamo inquadrato nuovamente, che stanno per andare ad iniziare per la terza volta e penultimo passaggio sulla salita di Cassanego. Quindi stiamo entrando nella fase più interessante, direi, di questa manifestazione. Se la regia è d'accordo, io manderei a questo punto anche l'intervista al commissario tecnico della categoria Under 23, l'ex professionista e commissario tecnico della categoria da tantissimi anni, quindi grande esperto, Marino Amadori, per le sue impressioni raccolte sempre dalla nostra Anna Chiara Dinale prima della partenza. Prego regia. Siamo con Marino Amadori, una grandissima occasione oggi naturalmente per la nazionale, per osservare i migliori talenti italiani che sono tutti presenti oggi per darsi battaglia a Poggiana e nelle varie salite che compongono questa edizione numero 49. Grazie per l'invito innanzitutto. Che dire, sicuramente come sempre un bellissimo lista di partenti, corridori molto interessanti, squadre estere anche di un certo livello, quindi non manca nulla perché sia una bellissima gara e come sempre speriamo che vinca un italiano. E abbiamo dei corridori interessanti anche in prospettiva del Tour dell'Avenir. Qui c'è Turconi e Donati Davidi che saranno nella rappresentativa della nostra nazionale in quel dell'Avenir, quindi speriamo che anche loro facciano una bellissima gara. Abbiamo sentito anche le impressioni di Marino Amadori, che sta preparando naturalmente la trasferta del Tour dell'Avenir, praticamente il Giro di Francia dedicato alla categoria Under 23, manifestazione
alla quale i nostri atleti parteciperanno naturalmente in rappresentanza con la maglia azzurra, insomma, quindi con una trasferta a tutti gli effetti gestita dalla Federciclismo, e pertanto ecco anche l'interesse particolare del commissario tecnico Marino Amadori, che è venuto a visionare alcuni atleti, e tra questi abbiamo sentito appunto Turconi e Donati, che faranno parte della selezione degli atleti selezionati da Marino Amadori per difendere i colori azzurri in questa importante manifestazione che inizierà a brevissimo. E pertanto tra chi si sta preparando correndo, chi si sta preparando invece in altura, questo particolare appuntamento che poi darà là anche agli appuntamenti, anche quelli gestiti dalla federazione, a cui i nostri atleti parteciperanno in maglia azzurra, i campionati del mondo in Ruanda e poi i campionati europei in terra francese, 2 percorsi dedicati e, diciamo così, che strizzano l'occhio a corridori completi, a corridori di qualità, a corridori che sappiano pedalare in salita. 1 minuto e 15 anche la lavagnetta, che segnala ai 3 corridori al comando il loro vantaggio nei confronti dei 5 uomini all'inseguimento. 1 minuto e 15 che viene mostrato in questo momento, quindi è di nuovo aumentato rispetto ai 48 secondi che c'erano stati segnalati in precedenza, perché abbiamo colto in diretta questa segnalazione quando mancano meno di 60 km al traguardo, quindi abbiamo già superato i 100 km di gara. Vi ricordo che la distanza totale è di 164 km e 500 metri, un circuito iniziale di 12 km che i corridori hanno percorso per 4 volte, caratterizzato tra l'altro da 4 passaggi sulla linea del traguardo e anche da 4 traguardi volanti che erano stati posti per rendere la prova diciamo più combattuta, prova combattutissima, perché c'è stata gran bagarra fin dai primissimi chilometri. Poi trasferimento verso quello che è stato definito e chiamato circuito delle colline, quindi ai piedi del Monte Grappa, e siamo un circuito di 18 km e 700 metri, anche questo che i corridori dovranno percorrere per 4 volte, caratterizzato dalle salite di Cassanego e di Santa Lucia, che come da tradizione andranno a selezionare i migliori per poi riprendere la strada per ritornare a Poggiana. E qui, una volta transitati ancora sulla linea del traguardo, suono della campana, perché i corridori dovranno percorrere un ultimo giro, un'altra tornata simile alle 4 precedenti di 12 km, e poi conosceremo anche il vincitore della 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Un albo d'oro tra l'altro di grandi nomi. Insomma, intanto cito anche il primo vincitore nel lontano 1975, tra l'altro incontrato proprio stamani a Poggiana, Luigi Trevellin, e salutato con grande affetto. Gianni Giacomini nel 1979, l'indimenticato Carlo Tonone nel 1981, vi cito i nomi diciamo così più conosciuti: Diego Dagliorti nel 1985, Maurizio Frondis nell'86, Giorgio Furlan nell'87, tutti i corridori che poi hanno fatto una molto interessante carriera professionistica. Andrea Ferrigato, anche lui ex professionista nel 1990, così come Paolo Lanfranchi nel 1991, Dario Frigo nel 94, prima di lui nel 93 l'amico Roberto Zoccarato, Paolo Tiralongo nel 98, Luca Paolini nel 99, quando in maglia della nazionale italiana, quindi in quell'occasione tra le formazioni c'era anche appunto una selezione italiana. Jaroslav Popovic all'alba del nuovo millennio, nell'anno 2000, 2001 Alexander Kolob, Emanuele Mori nel 2003, nel 2009 e nel 2011 Mattia Cattaneo, e tra le 2 edizioni che hanno visto vincitore Mattia Cattaneo, ora professionista alla Sudal Quickstep, abbiamo Luke Rove nel 2010, anche lui con una onorevolissima carriera tra i professionisti. Michael Storer nel 2016, attuale
capitano, tra l'altro uno dei capitani della Tudor, protagonista sia all'ultimo Giro d'Italia sia all'ultimo Tour de France, Nicola Conci nel 2017, Robert Stannard nel 2018, per arrivare poi a Jorgen Nordhagen nel 2024, quando conquistò il successo davanti a Manuel Oioli e a Cesare Chesini. Vediamo sulla sinistra questa bellissima e interessante immagine divisa in due. Sulla sinistra abbiamo il terzetto al comando, sempre composto da Matty Dodd e Jack Brough, due corridori britannici, e dall'austriaco Sebastian Putz. Da solo all'inseguimento, abbiamo visto poco fa quando avevamo lo schermo, e anche voi, lo schermo ancora nuovamente la regia ce lo propone, siamo al 100° chilometro di gara, abbiamo superato il 100° chilometro di gara, Matteo Scalco che tutto solo sta cercando di riportarsi sui 3 uomini al comando. Matteo Scalco della VF Group Bardiani CSF Faizané, impresa non semplice per il ragazzo della formazione dei Reverberi, gestita oggi nell'occasione da Mirko Rossato, dorsale numero 10 appunto Matteo Scalco. Questa formazione che ha in Filippo Turconi, tra l'altro uno degli attesi protagonisti, l'abbiamo sentito dalla voce di Marino Amadori, sarà tra l'altro tra i selezionati a difendere e a rappresentare l'Italia alla prossima edizione del Tour dell'Avenir. Lui che in primavera, Filippo Turconi, il lombardo della VF Group Bardiani CSF Faizané, conquistò, lo ricorderete, il trofeo Piva a Col San Martino nella prima domenica di aprile, altra grande manifestazione dedicata alla categoria che da diversi anni Ciclismo Web vi propone integralmente. Quindi Bardiani Group Bardiani CSF Faizané, che anche oggi ha tutte le carte in regola per essere ancora protagonista. Qui vediamo il terzetto al comando che supera 2 corridori che nel frattempo si sono ritirati e che stavano probabilmente raggiungendo il furgone, i mezzi della propria società. Sulla salita, qui siamo sulla salita di Cassanego che gli atleti stanno affrontando per la terza volta, ed è la terza tornata anche del circuito delle colline, 18 km e 700 metri che i corridori percorreranno per 4 volte. Sempre Matteo Scalco, che tutto solo, lo vedete sulla destra, sta tentando di riportarsi sui 3 uomini di testa. Matteo Scalco, corridore vicentino di Tiene, classe 2004, quindi 21 anni, che ha compiuto lo scorso 25 giugno. È stato protagonista all'ultima edizione del Giro della Valle d'Aosta, importante manifestazione che in questo 2025 ha vissuto il drammatico momento dell'incidente mortale di Samuele Privitera. Quinto in classifica generale, quinto anche nella classifica a punti, ottavo nella classifica del Gran Premio della Montagna, diversi piazzamenti nei primi 5, nei primi 10 nelle varie frazioni, che gli hanno appunto consentito di classificarsi in quinta posizione. Nella classifica generale è stato, tra l'altro, entrato nella top 10, esattamente in 9ª posizione, anche nell'ultima edizione del Giro d'Italia Next Gen, Giro d'Italia appunto dedicato alla categoria Under 23, che si è corso dal 15 al 22 giugno. Matteo Scalco, dote di scalatore, che sta tentando tutto solo di riportarsi sul terzetto al comando. Davanti c'è, quando la strada sale, è soprattutto Matty Dodd della Tirol KTM Cycling Team, formazione austriaca, lui britannico,
che è il più pimpante, il più vivace, il più determinato quando la strada sale. Matty Dodd. Col ghiaccio sulla schiena. Col ghiaccio sul collo. No, capivo, ho fatto scusa. Si è messo il ghiaccio nel collo. Corridore britannico, classe 2004, quindi compirà 21 anni il prossimo 27 novembre. E appunto quando la strada sale è nel terzetto di testa, senza dubbio, perlomeno da quando siamo in diretta, da quando abbiamo immagini dalla corsa, l'atleta più determinato è colui che, diciamo, si carica sulle spalle la responsabilità maggiore. Poco più di 50 km, vedete questo tratto di salita decisamente impegnativo. Siamo sul terzo passaggio della salita che porta al Gran Premio della Montagna di Santa Lucia, la salita che con quella di Cassanego appunto caratterizza questo circuito delle colline. Tra l'altro è quella più breve rispetto a quella di Cassanego, 1450 metri, ma quella con le pendenze più impegnative, perché la pendenza media arriva quasi al 10%, 10% scarso, la pendenza massima al 13%, quindi atleti stanchi, grande caldo, man mano che passano i chilometri chiaramente anche la fatica che aumenta, e si sta avvicinando e come. Matteo Scalco, perché davanti a sé vede ormai le auto che sono al seguito del terzetto di testa. Siamo ormai vicinissimi al Gran Premio della Montagna di scusate, non di Santa Lucia, ma di Cassanego. Siamo al Gran Premio della Montagna di Cassanego, perché è il quinto Gran Premio della Montagna degli 8 in programma, perché ad ogni passaggio, ed è proprio questo il Gran Premio della Montagna, nel momento in cui purtroppo si blocca la nostra immagine, chiedo alla regia magari di spostarsi, ecco, di venire in studio, così cerchiamo di continuare il nostro racconto senza il fermo immagine. Il passaggio, scusate, ho avuto un lapsus alla salita di Cassanego e non di Santa Lucia. Io direi a questo punto, così approfittiamo anche per coprire questo vuoto di immagini che abbiamo temporaneo, di andare ad sentire un'altra intervista. È un blocco unico con 2 interviste al sindaco Ombretta Basso, sindaco di Riese Pio X, e all'assessore allo sport Agnese Fantin. Prego la regia. Siamo con Ombretta Basso, sindaco di Riese Pio X, un grande sodalizio quello della cittadina di Riese Pio X nella frazione di Poggiana, e il ciclismo, tanti volontari e tanti amici sulle strade per questa grandissima classica del ciclismo degli Under 23. Certo, è proprio così, e io come amministrazione comunale di Riese Pio X ringrazio davvero tutti gli organizzatori, i volontari e quanti si stanno spendendo perché questa 49esima occasione di sport riesca nel migliore dei modi. Volevo anche davvero ringraziare, oltre a tutte queste persone che stanno lavorando da giorni perché questo evento si svolga benissimo, e ciò sta accadendo già, lo vediamo da queste prime ore di organizzazione. Volevo ringraziare e fare un in bocca al lupo ai veri protagonisti della giornata, ovvero a tutti questi ragazzi che oggi gareggeranno sulle strade di questi vari comuni che fanno parte appunto di questo importante circuito. Da parte mia tanta stima per l'impegno, per la dedizione allo sport, e un grossissimo in bocca al lupo. Siamo con l'assessore con delega allo sport Agnese Fantin, 49esima edizione. Sappiamo che la famiglia Bonin e Loris Civiero stanno già pensando a cosa mettere in cantiere per il prossimo anno. Queste nozze d'oro tra il comune di Riese Pio X e il ciclismo degli Under 23.
Sì, infatti li ho sentiti anche l'altro giorno, mi hanno detto che naturalmente l'impegno per tutte le edizioni è stato importantissimo, è stato molto corposo e che finita questa edizione cominceranno a lavorare, anzi hanno già cominciato a lavorare per la prossima edizione, per questo 50esimo che è un traguardo prestigiosissimo che prevederemo anche noi di onorare nel migliore dei modi. Bene, abbiamo sentito anche le impressioni del sindaco e dell'assessore Ombretta Basso, il sindaco di Riese Pio X, e l'assessore Agnese Fantina con delega allo sport, chiaramente già orientate in prospettiva, già si guarda alle Nozze d'Oro, la 50esima edizione, ma nel frattempo c'è una 49esima edizione che ci sta regalando spettacolo, perché questi corridori si stanno impegnando veramente con grande determinazione. Iniziata la salita che porta a Santa Lucia, terzo e penultimo passaggio anche in questo tratto in salita per i 3 uomini al comando, mentre ormai vicinissimo, eccolo qua, lo vedete inquadrato, vicinissimo Matteo Scalco, che era cronometrato al Gran Premio della Montagna di Cassanego con 20 secondi di ritardo, e ora sta praticamente rientrando, quindi a brevissimo, cogliamo in diretta, a brevissimo avremo un quartetto al comando con questa bella solo e questa bella rimonta solitaria di Matteo Scalco, che evidentemente è sorretto da una grande condizione e si trova particolarmente a proprio agio in questo percorso direi molto molto impegnativo, caratterizzato anche dal grande caldo che sta attanagliando il nostro paese in queste giornate. Pertanto siamo con il ricongiungimento che avviene proprio in questo istante. La regia mi indicava mentre stavamo ascoltando l'intervista al sindaco e all'assessore condotta e effettuata dalla nostra Anna Chiara Dinale, che tra poco dovremmo essere pronti anche con il primo collegamento in diretta con Anna Chiara Dinale, che è lì a Poggiana per noi, i nostri occhi e la nostra voce, per raccontarci le sensazioni che si stanno vivendo sulla linea del traguardo. Immagino sensazioni oltre che molto emozionanti, anche molto calde, perché insomma a Poggiana ci sono stato prima per il via della manifestazione e vi assicuro che il caldo veramente era un caldo importante, è un caldo importante con cui gli atleti stanno gareggiando. Tra l'altro Matteo Scalco non si è limitato a rientrare sui 3 uomini al comando, ma nel momento in cui è rientrato si è messo immediatamente in testa a fare l'andatura, e qualche difficoltà mi è sembrato di cogliere nell'immagine precedente da parte di Sebastian Putz, che no, è ancora lì agganciato Sebastian Putz, mentre abbiamo una coppia all'inseguimento, lo vedete, gli inseguitori sulla destra. Tra poco andremo anche a cogliere i loro dorsali. Abbiamo con il dorsale numero 2 Lorenzo Masciarelli e con il dorsale numero 59 Mirko Bozzola. Lorenzo Masciarelli della MBH Bank Ballan CSB e Mirko Bozzola della Società Ciclisti Padovani Polo Cherry Bank. Sono loro due che sono all'inseguimento e il loro ritardo è di 1 minuto e 10 nei confronti dei 4 uomini al comando, quindi un ritardo ancora abbastanza rilevante, anche perché davanti, con l'arrivo di Matteo Scalco, si è notevolmente ravvivata l'andatura, perché Matteo Scalco sta dimostrando, direi, una grandissima condizione, un rientro solitario sul terzetto di testa, e non appena è rientrato si è messo immediatamente in prima posizione a fare l'andatura, e i 4 uomini al comando si stanno dirigendo, sono ormai a soli 500 metri dal Gran Premio della Montagna di Santa Lucia. Pertanto sarà il 6° degli 8 Gran Premi della Montagna in programma, poi ci sarà tratto in discesa, tratto in pianura, per andare ad attaccare per la 4ª e ultima volta Gran Premio della Montagna di Cassanego, e poi in rapida successione per l'ultima volta anche la salita di Santa Lucia, che i corridori stanno affrontando in questo momento. Sono ormai a 300-350 metri dal Gran Premio della Montagna, con un Matteo Scalco decisamente determinato, che ora riceve il cambio dal dorsale numero 28 Matty Dodd, atleta britannico della
Tirol KTM Cycling Team. Sono loro i due i più pimpanti in salita, perché sia Sebastian Putz e Jack Brough fanno un po' fatica a dare il loro contributo e stanno soffrendo nel rimanere sulla ruota di Matteo Scalco e di Matty Dodd, che invece quando la strada sale riescono a fare ad essere particolarmente efficaci nella loro azione. Una manifestazione questa anche molto ricca dal punto di vista della dotazione di premi, sorretta da amministrazioni e sorretta da sponsor, che chiamarli sponsor è riduttivo, fondamentali, importantissimi, ma direi amici della Unione Ciclistica Asolo Bike, amici di Gianpietro Bonin, di Loris Civiero e di tutto lo staff organizzativo. Sono ben 5 le maglie in palio. Il primo classificato vestirà la maglia gialla della 2G verniciatura, tra l'altro manifestazione a cui insomma è anche intitolata questa prova, come il trofeo Bonin Costruzioni giunto alla 49esima edizione, mentre nel frattempo Masciarelli stacca bozzola di ruota e sta provando appunto Masciarelli di fare ciò che è riuscito a Matteo Scalco, ovvero riportarsi tutto solo in testa alla corsa. Per il secondo classificato la maglia nera Star Combat della elettrica BNC, per il terzo classificato la maglia arancione della Surface, per il vincitore del Gran Premio della Montagna la maglia azzurra della Banca delle Terre Venete e per il più combattivo la maglia della GSG, appunto maglia multicolore che sarà assegnata al corridore più combattivo, e credo che la commissione avrà un bel da fare per cercare di individuare appunto il corridore che merita questo premio particolarmente ambito che andrà a vestire appunto l'atleta che verrà designato come il più combattivo. Per ora abbiamo questi 4 atleti al comando che stanno da diversi chilometri ormai caratterizzando questa manifestazione. Quando mancano poco più di 50 km al traguardo, dalla regia mi dicono che è pronto il collegamento con la nostra Anna Chiara Dinale, che vedo si è cambiata, quindi è andata a casa a rinfrescarsi, visto che abiti vicino a Poggiana, perché ti avevo incontrato prima della partenza particolarmente accaldata. A te la linea, Anna Chiara, per raccontarci che sensazioni si stanno vivendo a Poggiana in attesa appunto dell'arrivo e di conoscere anche il vincitore della 49esima edizione. A te Anna Chiara. Sì Silvio, ti confermo che rispetto a questa mattina, quando sei arrivato per la partenza, la temperatura è aumentata ulteriormente, stiamo sfiorando i 39 gradi nel centro a Poggiana, quindi c'è un clima veramente caldissimo, non solo per il tifo che comincia ad arrivare sulle strade dell'arrivo, diciamo che stanno cercando refrigerio in qualsiasi zona d'ombra, perché effettivamente è un'edizione molto molto calda questa del 2025. Avevamo sentito anche diversi atleti questa mattina appunto in fase di presentazione, che era un po' la paura di tutti, perché gestire le energie quando ci sono 40 gradi comincia ad essere particolarmente difficile anche per gli atleti, perché il colpo di calore è dietro l'angolo, la fatica si sente sicuramente di più e questi 8 Gran Premi della montagna sono decisamente difficili da affrontare. Nessuno sta invidiando gli atleti in questo momento, siamo tutti alla ricerca di ventilatori, perché effettivamente non tira un filo d'aria, e per cui siamo in attesa dell'arrivo per capire se poi comincerà ad esserci un po' di refrigerio nelle prossime ore, anche se dalle previsioni sarà ancora più caldo. Tanta la gente che sta arrivando, per cui ci aspettiamo di vedere una grandissima festa come sempre qui a Poggiana. C'è da dire che le ultime edizioni sono state baciate dal sole e da tanta gente e dal gran caldo, per cui gli ingredienti per una grande edizione ci sono tutti anche quest'anno. Mancano solo gli atleti all'arrivo, ma si stanno dando battaglia dai primi chilometri, per cui lo spettacolo è assicurato.
Grazie Anna Chiara, grazie, allora ti lascio anche perché dobbiamo andare ad ascoltare le interviste che tu stessa hai realizzato a diversi atleti come hai anticipato prima della partenza, che tra poco appunto in questa fase diciamo di transizione dopo la discesa dalla salita di Santa Lucia e prima di andare ad attaccare per la quarta e ultima volta la salita di Cassanego e ancora quella di Santa Lucia, con i 4 uomini al comando che nel frattempo stanno raggiungendo diversi atleti che hanno perso contatto e che sono fuori corsa, si sono ritirati. Do un riepilogo della situazione prima di mandare, quindi dico alla regia anche di prepararsi con il primo blocco di interviste agli atleti. La situazione aggiornata: 4 uomini al comando che sono Scalco, Puz, Dodd e Brough, Masciarelli che sta pedalando con 1 minuto e 08 di ritardo. A 1 minuto e 30 abbiamo 5 atleti, di cui non abbiamo i nomi, a 2 minuti un gruppo di 10 atleti, quindi non esiste più il gruppo principale, ma a questo anche a dimostrazione, a testimonianza della grande selezione che sta avvenendo oggi a causa del percorso e a causa del grande caldo. Abbiamo sentito si stanno sfiorando i 39 gradi a Poggiana di Riese Pio X, se fosse possibile è addirittura aumentata rispetto alle 13:30. Orario di inizio della manifestazione, quindi prego la regia di mandare il primo blocco di interviste realizzate prima della partenza agli atleti, realizzate appunto dalla nostra Anna Chiara Dinale. Prego regia. Siamo con Riccardo Lorello, toscano, Timo Pla, 3 vittorie già in questa stagione 2025, un appuntamento caldissimo quello di questa 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, una grande vetrina, una grande occasione per te e il tuo team per fare bene. Beh, sicuramente è una grande vetrina, come ha detto lei, e oggi siamo qua con diciamo la miglior squadra che potevamo mettere in campo e insieme ai miei ragazzi cercheremo di dare il massimo come abbiamo fatto in ogni corsa da inizio stagione ad oggi, e vedremo di ottenere il miglior risultato possibile. Siamo con Dario Igor Belletta, secondo campionato italiano. Abbiamo sbloccato la vittoria a luglio in Ungheria. L'anno scorso su questo traguardo sei stato ad un passo dal podio. In questa edizione 2025 vogliamo salirci. Sì, diciamo che con oggi inizia la seconda parte di stagione. Dopo aver vinto in Ungheria sono stato un po' in pista, ho fatto campionati europei, sono andati bene, poi ho fatto 3 settimane di preparazione e quindi mi sento super pronto. Vedremo come andrà la corsa, mi si addice molto perché l'anno scorso appunto sono arrivato a un passo dal podio e tra l'altro abbiamo vinto anche come squadra. E quindi dai, sono molto fiducioso e vediamo come andrà, ma sono convinto che il risultato può arrivare. Siamo con Mirko Bozzola, una grande vittoria nella classifica generale del Giro di Campania, una forma sempre in crescendo. Oggi un grande appuntamento che naturalmente viene atteso da tutte le formazioni italiane in particolar modo. Sì, ecco, non è stata una stagione facilissima per me, con problemi al cuore che ho avuto inizio stagione, però mi sono ripreso al meglio e sì, la condizione cresce sempre di più e oggi è una corsa a cui puntavo già fin all'inizio della stagione, quindi so che è adatta a me. L'anno scorso ho mancato la top 10 per poco e quest'anno sono qua fiducioso e motivato per poter fare il miglior risultato. Abbiamo sentito il primo blocco di interviste, interessantissime naturalmente, grandi aspettative, chiaramente si segnalano anche le difficoltà e questo è un ritornello un po' da parte di tutti gli attesi protagonisti che sono stati intervistati dalla nostra Anna Chiara Dinale. Nel frattempo è iniziato l'ultimo giro collinare, caratterizzato dalle salite di Cassanego e Santa Lucia. Io direi in questa fase interlocutoria, appunto nel tratto in pianura, prima dell'avvicinamento alle difficoltà altimetriche, di andare ad ascoltare anche il secondo blocco di atleti. Andiamo ad ascoltare le interviste di Gabriele Bessica, di Ludovico Mellato, di Davide Donati e di Filippo Turconi. Prego la regia. Siamo con Gabriele Bessica, anche quest'oggi un grande caldo e una grande occasione per far bene per te e per tutto il team della BS Carrera che oggi naturalmente vuole dare battaglia. Sì, oggi è una gara molto importante, fa un gran caldo e il percorso è molto esigente e niente, la condizione è buona per quanto riguarda me e vedremo come si svolgerà la gara. Ovviamente è un percorso molto duro, forse un po' tanto per le mie caratteristiche, però vedremo come si svolgerà la gara, dai.
Siamo con Ludovico Mellano, è bellissimo rivederti in Italia, una vittoria già il primo anno tra gli Under 23 nel Tour des Ardes, l'anno scorso tra gli juniores hai fatto veramente da padrone in quasi tutte le gare e quest'oggi immagino che l'obiettivo per te e il tuo team sia di fare bene finalmente in Italia. Sì, siamo arrivati qua pronti e la gara diciamo penso sia buona come percorso per me e per la squadra, quindi dobbiamo solo lottare contro il caldo e cercare di arrivare primi all'arrivo. Siamo con Davide Donati, vincitore del campionato nazionale a cronometro, quindi sicuramente contro il tempo sappiamo le tue doti. Seconda la settimana internazionale Coppie Bartali, una forma che continua a crescere, quest'oggi è un'occasione per fare bene anche in vista del Tour dell'Avenir. Sì, sicuramente. Allora, l'obiettivo del Tour dell'Avenir, ci stiamo preparando bene, sono contento, la forma c'è perché qualche settimana fa ho vinto in Vallonia, quindi vediamo come stiamo, abbiamo penso una delle squadre più forti qui al via e abbiamo tante carte che possiamo giocare e vedremo quale mettere sul percorso. Siamo con Filippo Turconi, 2 vittorie, prossimamente ti vedremo protagonista del Tour dell'Avenir, oggi una grande occasione per mettere in luce la propria forma proprio in occasione di prossimi eventi internazionali. Sì, sicuramente oggi è una bella gara, ho visto l'altimetria e mi piace diciamo. E ora bisogna vedere anche com'è la gamba prima dell'Avenir proprio. Bene, abbiamo ascoltato le impressioni, le attese, le aspettative dei protagonisti italiani, perché i 2 blocchi di interviste per ora sono stati caratterizzati da interviste solo ed esclusive ad atleti nazionali, atleti appunto italiani. Nel terzo blocco invece la nostra Anna Chiara Dinale è andata ad ascoltare e tradurrà per noi anche le risposte di Tyler Tomkinson, di Kevin Biel e di Adam Rafferty, anche questi atleti in rappresentanza della interessante pattuglia di stranieri che sono qui a Poggiana di Riese Pio X con grandi ambizioni. Quindi andiamo con il terzo blocco di interviste prima di concentrarci poi sulle ultime fasi della 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Prego regia. Siamo con Tyler Tomkinson, Martigues, Paiden and Riegel. Your first time here in Poggiana, already 1 victory in Spain, 1 victory for the GC of Tour of Martinica. So are you ready for this big race, one of the most important here in Italy? Yeah, it's a big race for the team and for all of us. It's a super important race and I'm looking forward to it. What do you expect today? I expect chaos. It's a very hot race. The first part's flat, it's going to be very fast, and then the second half is it's going to be very difficult. Abbiamo appena sentito le parole di Tyler Tomkinson, oggi è veramente una grande corsa per lui e tutto il team dopo la vittoria in Spagna e la vittoria della classifica generale del Tour della Martinica. Si aspetta una gara molto combattuta, una prima parte molto veloce, una parte pianeggiante, la seconda parte sarà sicuramente molto dura, molto tosta e cercheranno di stare con i migliori e si augura veramente di fare una buona gara con tutto il team che sono qui per combattere. Kevin Biel, the breakaway master. We always see you attack every time. What can we expect today from you? It's hard to say. I have just been in Denmark for a little holiday where I was 10 days in Denmark and it was really cold and raining every day. So today with the hot weather, I don't know how good I am today. But yeah, for sure, if I feel that my legs are good, I will try attack. Eravamo con Kevin Biel, ci ha detto appunto che è stato 10 giorni di vacanza in Danimarca dove ha sempre piovuto, il tempo era la temperatura era molto bassa rispetto a qui, sicuramente se avrà le gambe buone proverà ad attaccare, ma sarà tutto da vedere appunto per la grande differenza di temperatura tra gli ultimi 10 giorni ed oggi. Siamo con Adam Rafferty, campione nazionale irlandese a cronometro, una vittoria al Giro d'Italia Next Gen. Your first time here in Poggiana. It's a really hot day. What can we expect from you and from your team? I think we'll find out at the end of the race, but yeah, I think our plan is to just be aggressive and yeah, as you said, it's extremely hot, so we just got to be careful with managing the heat, but it should be a fun race.
And what do you expect from the uphill? Today it's a really hard day, in particular in the second part of the race. The uphill, you said? Yeah, I think the thing about these climbs are, because you do all the flat laps first, everyone's very fresh, and then you hit such steep climbs that it's just an all-out effort, maybe 15 times in a row. So it's going to be a tough day. Eravamo con Adam Rafferty per la prima volta qui al Gran Premio Sportivi di Foggiana, anche per lui oggi sarà un giorno molto caldo a livello di temperatura, dovranno misurare bene le forze e le energie sia lui che tutto il team, che puntano naturalmente a fare molto bene. Nella seconda parte soprattutto dovranno prestare particolare attenzione perché la salita comunque sarà da affrontare tantissime volte, per cui questo continuo saliscendi potrebbe andare naturalmente a rompere un po' gli schemi, ma puntano naturalmente ad un risultato ottimale per lui e per il team. Ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato queste interessanti interviste che la nostra Anna Chiara Vinale ha raccolto prima della partenza ad alcuni attesi protagonisti. Mi è piaciuta la definizione di Kevin Biel, perché l'atleta danese Master Breakaway, maestro delle fughe, lo ha sottolineato la nostra Anna Chiara. In effetti abbiamo seguito, insomma in questa stagione stiamo seguendo e producendo e proponendovi diverse manifestazioni della categoria Under 23 ed Elite e confermiamo che Kevin Biel, il danese della formazione italiana della General Store SGB, è spesso e volentieri in fuga e protagonista di grandi prove. Non l'abbiamo ancora visto oggi, quindi il Master Breakaway oggi non è stato particolarmente efficace nell'entrare nei tentativi di fuga che si sono sviluppati. Tra l'altro vi do un aggiornamento sulla situazione che si è venuta a creare in questo momento, dove abbiamo i 4 uomini al comando che sono cronometrati con un vantaggio di 1 minuto e 50 rispetto a un gruppettino di 7 che si è ulteriormente selezionato, 4 e 3, che abbiamo visto appunto in precedenza. Lo vediamo sulla destra, questo è il terzetto che ha perduto contatto rispetto al quartetto che è appena più avanti, quindi a breve avremo una situazione di ricongiungimento tra i 7 uomini, che sono i 7 uomini che stanno pedalando con oltre 2 minuti di ritardo in questo momento nei confronti dei 4 uomini al comando. No, attenzione, perché questi sono altri atleti che stanno rientrando. Allora, i 7 sono quelli davanti e i 3 sono quelli che stanno rientrando ora. Quindi abbiamo una situazione di un gruppetto di 10 atleti all'inseguimento dei primi 4, ma il loro ritardo è superiore ai 2 minuti, l'ultimo aggiornamento. Ora, in attesa di avere la composizione definitiva di questo gruppetto di 10 atleti, tra l'altro vedo con il dorsale numero 4 Edoardo Cipollini, con il dorsale 123 Igor Dario Belletta, un altro degli attesi protagonisti, che sono gli ultimi ad essere rientrati. Il gruppetto di 7 era formato, ora sono diventati 10, Lorenzo Masciarelli, Cesare Chesini, Ludovico Mellano, Mirko Bozzola, Tommaso Bosio, Ciro Alvarez Perez, Nicolas Travella. Sono rientrati Edoardo Cipollini e Igor Dario Belletta e un altro corridore, mi è sembrato però non sono riuscito a cogliere il suo dorsale. Diventano 10, c'è la conferma anche da Radio Cronaca, diventano 10 all'inseguimento dei 4 uomini al comando, che in questo momento sono rimasti in 3, perché credo abbia perso, no, è rientrato, aveva perso momentaneamente, come gli è accaduto spesso, e fino a questo momento Sebastian Putz, l'austriaco della Red Bull Bora Hansgrohe Rockies, aveva perso leggermente contatto. Qui siamo invece con gli inseguitori, dorsale numero 3 Cesare Chesini, terzo l'anno scorso nel 2024 quando vestiva la maglia della Zalf Euromobil Desiré Fior. Fa parte del gruppo di 10 atleti che sono all'inseguimento dei 4 uomini di testa. Il ritardo dei 10 all'inseguimento è intorno ai 2 minuti, quindi comincia ad essere un ritardo importante. I giochi non sono chiusi, attenzione, non sono assolutamente chiusi.
perché mancano più di 40 km al traguardo, pertanto ci sarà da lottare, ma sarà interessantissimo questo braccio di ferro tra i 4 uomini al comando che sono impegnati, così come, ma non lo sono ancora direttamente, i 10 uomini all'inseguimento sono impegnati nell'ultima scalata, la salita di Cassanego, 1750 metri, pendenze medie vicine al 9%, una pendenza massima nel tratto iniziale che arriva al 15%. Andiamo tra poco al primo cartello, dovremo vedere quanto manca al Gran Premio della Montagna per i 3 uomini che sono rimasti al comando, perché ha perduto ancora contatto Sebastian Putz. Sempre con Matteo Scalco in prima posizione, quando la strada sale è veramente il più determinato. Mettete in fianco, vedi? Hai dato un minuto a me. Vabbè dai, mettete qua davanti che vediamo chi che tira. Allora qui siamo sulla destra con il gruppo di 10 atleti che sta conducendo l'inseguimento, dorsale numero 2 Lorenzo Masciarelli in prima posizione. Vediamo se sulla sinistra riusciamo a cogliere anche il messaggio della lavagnetta. No, non sono riuscito a vederlo, quindi attendiamo l'aggiornamento di Radio Informazioni. Nel frattempo abbiamo la composizione del gruppo di 10 atleti all'inseguimento di Matteo Scalco, Sebastian Putz, Matty Dodd e Jack Brough. Allora i 10 sono con il dorsale numero 2 Lorenzo Masciarelli, con il dorsale numero 3 Cesare Chesini, con il dorsale numero 4 Edoardo Cipollini, tutti e 3 della MBH Bank Ballan CSB, con il dorsale 39 Ludovico Mellano, XDS Astana Development, con il dorsale 55 Leonardo Volpato, Campano Iballaggi Geotex, con il dorsale 59 Mirko Bozzola, Società Ciclisti Padovani Polo Cherry Bank, con il dorsale 67 Tommaso Bosio, General Store SGB Fratelli Curia, con il dorsale 81 l'uruguaiano Ciro Alvarez Perez, campione nazionale uruguaiano della MG Vis Costruzione Ambiente, con il dorsale 116 Nicolas Travella del Veloce Club Mendrisio e con il dorsale 123 Dario Igor Belletta della Solme Olmo. Questi i 10 atleti che sono all'inseguimento, vediamo inquadrati sulla destra, del terzetto, perché davanti sono rimasti in 3, si è staccato, vedremo se definitivamente, l'austriaco Sebastian Putz, in difficoltà anche Jack Brough, il britannico della Aix-Provence, rimangono praticamente in 2 in testa Matteo Scalco e Matty Dodd, britannico. Anche Matty Dodd che in salita, fin da quando siamo entrati in diretta con le nostre immagini, abbiamo colto fin da subito i 2 atleti che riescono ad essere più performanti. Nel frattempo rientrano altri corridori nel gruppo inseguitore. Vedo con il dorsale numero 41 Michele Bicelli della BS Carrera Premac, che sta rientrando in questo momento. Mentre prova a reagire a questo momento di difficoltà il britannico Jack Brough della Aix-Provence, prova anche, sfruttando il fatto che sta terminando la salita di Cassanego e quindi in vista del Gran Premio della Montagna, di riuscire a riportarsi su Scalco e Dodd. Qui siamo sul gruppo inseguitore che si è infoltito nuovamente. Mancano 35 km al traguardo per la testa della corsa, attenzione, per la testa della corsa. Qui siamo nel gruppetto inseguitore, credo siano rientrati 3-4 atleti, tra poco vi daremo anche la situazione. Nel frattempo vengono confermate le difficoltà per
Jack Brough della AVC Aix-Provence Dole. Nel frattempo siamo ritornati in gruppo e dalla regia mi suggeriscono di andare in pubblicità, ma non andate via, un paio di minuti di pubblicità e poi rientreremo per seguire le interessantissime fasi finali di questa 49esima edizione Gran Premio Sportivi di Poggiana. Prego regia. Conto di più, il conto da vivere, per giovani, soci e famiglie, gratuito i primi 2 anni e per gli under 30, Banca delle Terre Venete.
Avete visto che negli ultimi secondi di pubblicità la nostra regia ha diviso in due gli schermi per farvi vedere dal vivo, chiaramente io attendevo per il commento che terminasse la pubblicità, ciò che sta accadendo. Si sta salendo per la quarta e ultima volta verso il Gran Premio della Montagna di Santa Lucia. Proprio in questo momento i due atleti al comando, Matteo Scalco e Matti Dodd, sono rimasti soli perché si sono staccati in precedenza. Sebastian Putz e poi successivamente anche Jack Brough, che formavano appunto il quartetto che ha caratterizzato per tantissimi chilometri questa 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, ma sono loro due, appunto Matteo Scalco e Matti Dodd, che in salita sono riusciti a fare la differenza e in questo momento stanno loro due appunto affrontando e arrivando all'ultimo Gran Premio della Montagna, ultima asperità altimetrica di questa durissima 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana. 14 secondi, con 14 secondi di ritardo è cronometrato il dorsale 77 Jack Brough della AVC Aix-Provence Dole, formazione francese, lui britannico. Ora Matteo Scalco prova, riuscendoci, a staccare Matti Dodd. Abbiamo colto proprio in diretta il momento in cui Matteo Scalco rompe gli indugi. Al Gran Premio della Montagna per lui mancheranno 34 km e 800 metri per giungere al traguardo di Poggiana, quindi è ancora molto lunga. Coraggiosa questa azione di Matteo Scalco, che in salita prova a fare la differenza, giunto ormai al Gran Premio della Montagna. Ora questo tratto in falso piano per poi cercare di dare ancora concretezza e rilevanza a questo coraggioso tentativo di togliersi di ruota Matti Dodd, tentativo che finora è riuscito, ma Matti Dodd è lì vicinissimo, mentre sono abbastanza lontani perché continuano ad essere a circa 2 minuti il gruppetto di una dozzina di atleti. Non ho il numero certo perché erano 10, ma poi ne sono rientrati altri, ma nel frattempo vedete che salendo verso Santa Lucia c'è un'ulteriore selezione. Quindi vi daremo la situazione aggiornata dopo il Gran Premio della Montagna. Nel frattempo in testa alla scorsa Matteo Scalco rompe gli indugi e il portacolori della VF Group Bardiani CSF Faizané rimane solo al comando. Per lui 34 km e 500 metri per raggiungere il traguardo di Poggiana. Vi ricordo che a meno 12 dal traguardo ci sarà il passaggio sulla linea del traguardo, appunto, i corridori sentiranno il suono della campana e dovranno affrontare l'ultima tornata di 12 km, simile alle tornate iniziali che sono state affrontate per 4 volte e che hanno caratterizzato la parte iniziale di questa importante manifestazione, che misura globalmente 164 km e 500 metri, quindi ci stiamo avvicinando, anzi abbiamo superato praticamente da poco la soglia dei 130 km, ne mancano 34 al traguardo per la testa della corsa, che è rappresentata dal dorsale 10 Matteo Scalco. Nel frattempo, alle spalle di Matteo Scalco ci sono chiaramente Matti Dodd, poi con il dorsale numero 77 l'ultimo rilevamento lo dava a 14 secondi Jack Brough, e poi ci sono gli inseguitori che vedete sulla destra. Anche nel gruppo, nel folto gruppo inseguitore, c'è una discreta selezione soprattutto imposta in questa fase da Tommaso Bosio della General Store SGB, mentre prende l'iniziativa anche il campione nazionale dell'Uruguay Ciro Alvarez Perez della MG K-Vis Costruzione Ambiente, che prende l'iniziativa negli ultimi metri della salita di Santa Lucia. E qui siamo con l'atleta solo al comando, Matteo Scalco, che dimostra di saper pedalare con grande efficacia, non solo in salita, dove l'abbiamo visto fare le cose migliori, ma anche in questo tratto in pianura, e sarà tutta pianura ora che lo attende e lo aspetta per cercare di raggiungere il traguardo di Poggiana. Nel frattempo la nostra Moto2 guidata da Sante Garlante con Roberto Casarina alle riprese, l'avete vista un attimo fa, si faceva superare dagli uomini all'inseguimento, che in discesa stavano facendo un'andatura particolarmente veloce sta andando anche Matteo Scalco da solo in testa alla corsa,
che sta cercando naturalmente di concretizzare e di dare ancora maggior peso a questo importante tentativo. Non bisogna dimenticare di alimentarsi, mancano più di 30 km al traguardo, quindi circa 40, poco più minuti di gara ancora, quindi è importante idratarsi con questo grande caldo e alimentarsi, continuare a mantenere il livello glicemico ad un livello appunto sufficiente per non avere un calo di prestazione. Nel frattempo il passaggio al Gran Premio della Montagna, l'ottavo e ultimo Gran Premio della Montagna in programma, Matteo Scalco davanti a Matty Dole, in terza posizione Jack Brough, che insieme a Sebastian Putz rappresentavano il quartetto che è stato protagonista di questa manifestazione per tanti chilometri, fino a quando non si è giunti all'ultima tornata del circuito delle colline, dove Matteo Scalco e anche Matty Dole hanno aumentato di nuovo il ritmo in salita, mettendo in difficoltà prima Putz e poi anche Brough, che hanno dovuto mollare la presa di Scalco e di Dode, di Matty Dode, che poi però negli ultimi 200 metri di salita è stato anche lui a propria volta costretto a mollare la ruota di Matteo Scalco, uno scatenato Matteo Scalco che sta cercando di ripercorrere le orme di Nordhagen, che nel 2024, appunto l'edizione dell'anno scorso, è stato particolarmente efficace e performante, caricandosi sulle proprie spalle, sulla propria testa, ma soprattutto sulle proprie gambe, tanti chilometri di fuga in solitaria per raggiungere il traguardo di Poggiana di Riege Pio X. Di Matteo Scalco vi ho parlato, dei suoi risultati, l'ottimo piazzamento al Giro ciclistico della Valle d'Aosta, quinto in classifica generale, il buon piazzamento anche all'ultima edizione del Giro d'Italia Next Gen, nono in classifica generale, e alcuni piazzamenti anche nelle varie frazioni, soprattutto quelle diciamo che proponevano i percorsi più impegnativi. È stato protagonista, 11° in classifica generale anche al Giro di Slovenia, che si è corso nei primi giorni di giugno, e poi insomma, protagonista anche al Giro d'Abruzzo, al Giro della provincia di Biella, la Torino-Biella, nono il risultato colto in quella manifestazione, sesto anche al Trofeo Piva nello scorso mese di aprile, il 6 aprile per l'esattezza, Trofeo Piva conquistato dal compagno di squadra Turconi, da Filippo Turconi, che è in gara anche oggi, ma oggi particolarmente performante proprio Matteo Scalco, che è impegnato in quel tratto di percorso che vedete l'anno scorso era caratterizzato da questo tratto disterrato, che invece nel frattempo è stato cementificato, perché non è stato asfaltato, ma proprio è stata posata una colata di cemento che ne facilita chiaramente la percorrenza. Quindi ottima la prova di Matteo Scalco, che rilancia la propria azione in questo tratto ondulato, dove è anche difficile essere visto da chi è al proprio inseguimento. Nel frattempo vediamo anche la situazione, perché al Gran Premio della Montagna però, attenzione, quindi non è aggiornatissimo, Gran Premio della Montagna, in prima posizione è passato Matteo Scalco con un vantaggio di 9 secondi su Matty Dole, a 40 secondi il dorsale numero 77 Jack Brough, a 1,10 il dorsale 14 Sebastian Putz, a 2 minuti e 30 la prima parte del gruppo inseguitore, quella che vediamo inquadrato in questo momento, pertanto 2 minuti e 30 il vantaggio di Matteo Scalco, quindi direi che questo tentativo sta assumendo proporzioni veramente molto molto interessanti, perché Matteo Scalco ha aumentato nuovamente il proprio vantaggio nei confronti degli inseguitori. Attenzione, i ritardi che vi ho su cui vi ho informato poco fa, riguardano i ritardi registrati dal Gran Premio della Montagna. È chiaro che questo tratto in pianura è favorevole soprattutto agli atleti all'inseguimento, non tanto Dole e Putz, che sono anche loro soli, ma il gruppetto di 8-9 che è all'inseguimento a 2 minuti e 30, quindi non c'è una situazione assolutamente consolidata, quindi Matteo Scalco dovrà ancora sudarsela per cercare di portare a casa questo importante risultato. Nel frattempo c'è un ulteriore aggiornamento
dorsale numero 10, a 11 secondi il dorsale numero 28, e si tratta di Matty Dodd, che ha perduto 2 secondi rispetto al ritardo che aveva il Gran Premio della Montagna, quindi stanno pedalando più o meno alla stessa velocità, quindi è molto vicino il britannico della Tirol KTM Cycling Team, mentre recupera qualcosa anche il gruppo più numeroso, quello formato da 7-8 atleti, perché da 2 minuti e 30 sono in questo momento a 2 minuti e 20, quindi nel frattempo hanno recuperato già una decina di secondi. Eccolo qua, il gruppo più numeroso, che non è il primo gruppo inseguitore, la nostra motoripresa, la seconda motoripresa è su questo gruppo, ma tra questo gruppo e Scalco ci sono Matty Dodd, che è a 11-12 secondi da Scalco, a circa 1 minuto Jack Brove e a 1 minuto e 30 Sebastian Putz. Quindi 4 corridori che per tanti chilometri insieme hanno pedalato di comune accordo per poi selezionarsi anche loro nell'ultima tornata del circuito delle colline. E dopo abbiamo a 2 minuti e 20 il gruppetto inseguitore che vedete sulla destra, inquadrato dalla nostra seconda motoripresa. Sulla prima motoripresa Silvano Da Rossa alla guida e Andrea Fint, Sante Garlant e Roberto Casarin sulla seconda motoripresa, che in questo momento sta proponendo le immagini del gruppo inseguitore, quello più numeroso. Stefano Negri, la telecamera fissa sul traguardo e che sarà protagonista nel momento in cui i corridori arriveranno sul traguardo appunto di Poggiana, e anche per le successive interviste, per le immagini del podio. Il drone è gestito da Andrea Tonin, collegamenti come abbiamo sentito, ma ne faremo un altro quando in prossimità del passaggio sulla linea del traguardo, quindi quando mancheranno 12 km al traguardo finale, con la nostra Anna Chiara Dinale, che ci racconterà le sensazioni e le emozioni dalla linea del traguardo, in regia con il sottoscritto Manuel Cantone e Fabio Simonetto, che stanno coordinando il lavoro di tutta la squadra di Ciclismo Web, che oggi vi sta proponendo questa importantissima manifestazione, tanto attesa, che non ha deluso le aspettative. Spettacolo si attendeva, percorso molto impegnativo, grande caldo, siamo al limite dei 40 gradi, abbiamo sentito poco fa Anna Chiara Dinale dirci che su Poggiana in questo momento ci sono 39 gradi, grande caldo che ha messo e che sta mettendo a dura prova anche la resistenza dei corridori. Per ora il più performante è lui, Matteo Scalco, che tutto solo, quando mancano poco più di 25 km al traguardo per lui, quindi 13 km al passaggio sulla linea del traguardo di Poggiana, e poi ultimo circuito, ultima tornata di 12 km. Momenti di grande emozione al via, prima della partenza, nel ricordo di Simone Roganti, scomparso l'anno scorso, alla fine di agosto, a causa di un malore improvviso, ma che qualche giorno prima era stato protagonista della 48esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, classificandosi nel 2024 in 9ª posizione, corridore abruzzese che poi a causa di questo malore improvviso ha perduto la vita il 30 agosto del 2024. Grande emozione anche nel ricordo di Samuele Privitera, che il 16 luglio scorso ha perso la vita a causa di un incidente, una caduta di cui è stato vittima al giro ciclistico della Valle d'Aosta durante la prima frazione, la Aosta, e anche grande emozione nel ricordare un amico dell'Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana, un amico scomparso nel 2021, Gianluigi Contarin, classe 1962, scomparso a 58 anni, anche lui a causa di un male incurabile, che era particolarmente attento, prima come sindaco di Riese Chiodecimo, di cui Poggiana è appunto una frazione, e poi anche come assessore alla Regione Veneto, particolarmente vicino agli amici dell'Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana, presieduta da Gianpietro Bonin, che non dimentica assolutamente Gianluigi Contarin per l'aiuto, la vicinanza che ha sempre avuto nei confronti delle manifestazioni
messe in cantiere dall'Unione Ciclistica Asolo Bike Foggiana. Siamo ormai alla battuta finale, la nostra prima moto di ripresa rallenta un attimo la propria corsa, lascia un attimo Matteo Scalco per andare su colui che pedala a qualche decina di metri di ritardo dal battistrada. Si tratta di Matty Dodd, il britannico della Tirol KTM Cycling Team, formazione austriaca, che a breve dovrebbe riuscire a portarsi sul battistrada. Sta gestendo, direi anche con molta intelligenza, il proprio sforzo, perché ha nel mirino Matteo Scalco, che lo ha staccato in salita, salendo verso il Gran Premio della Montagna per l'ultima tornata, per l'ultimo passaggio a Santa Lucia, ma non si è assolutamente perso d'animo e con andatura e posizione e diciamo approccio mentale adeguato si sta riportando su Matteo Scalco, così visivamente mi pare che si stia avvicinando, mentre pedala con oltre un minuto di ritardo Jack Brove, anche lui faceva parte del quartetto di testa, e pedala con 1 minuto e 30 di ritardo Sebastian Putz. Il gruppo principale, ultimo aggiornamento, ancora 2 minuti e 20, il gruppo principale, o ciò che resta del gruppo principale, che è il gruppo che vedete sulla destra, che nel frattempo non sono più in 7, ma si è ulteriormente rinfoltito, mentre si sta avvicinando e arriva la conferma anche da parte di Radio Informazioni, si sta avvicinando Matty Dodd a Matteo Scalco, quindi a breve potremo avere nuovamente una coppia al comando quando mancano 12 km al passaggio e 24 km al traguardo, perché 12 km al passaggio sulla linea del traguardo, suono della campana, e mancheranno appunto a quel momento, mancherà una tornata del circuito che i corridori hanno percorso nella fase iniziale, che misura appunto 12 km. Quindi proprio in questo momento, o meglio tra qualche secondo, si riforma la coppia al comando e vediamo a questo punto se ritornerà a regnare l'armonia, come credo, o se invece Matty Dodd, un po' stizzito per essere stato staccato da Matteo Scalco, si manterrà sulla ruota del portacolori della VF Group Bardiani CSF Faizané, ma credo che ci sia l'interesse da parte di entrambi di collaborare. Quindi ritorna a formarsi una coppia al comando, Matteo Scalco e Matty Dodd. Hanno un vantaggio importante sui 2 più immediati inseguitori, 1 e 1. Il primo appunto cronometrato ad 1 minuto e 12, si tratta del britannico Jack Brove, e poi a 1 minuto e 30 l'austriaco Sebastian Putz. Ad oltre 2 minuti il gruppo principale, ed è quello forse, diciamo, il gruppo a cui guardare, perché gli altri 2 credo che ci siano delle difficoltà per ritornare sulla coppia al comando. Arriva Mirko Rossato sull'ammiraglia VF Group Bardiani CSF Faizané a rifornire Matteo Scalco. Cambia la borraccia, arriva dell'acqua fresca che si getta nelle gambe, sul collo e naturalmente anche un po' da bere. 21 km al traguardo, quindi 11 km scarsi al passaggio. Ecco, siamo con la seconda moto ripresa, si concentra. Si è formata nel frattempo anche una coppia all'inseguimento, perché alle spalle di Scalco e di Dodd sono insieme a questo punto Brove e Putz, che sono cronometrati con 1 minuto e 21 di ritardo. 1 minuto e 21. Tra poco spero di potervi dare anche il ritardo. 1 minuto e 22, è aumentato ancora più o meno di un solo secondo il ritardo, soprattutto del gruppo principale.
o di ciò che resta del gruppo principale, diciamo il gruppo inseguitore, eccolo qua, quello più numeroso, che ritorna ad essere di una quindicina di atleti. (20 km al traguardo nel frattempo, quindi 8 km al passaggio. Otto chilometri al passaggio sulla linea del traguardo. Poi a quel punto ne mancheranno 12, una tornata per completare questa 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, i 100 e coprire i 164 km e 500 metri. Nel frattempo vi ringraziamo perché siete tanti, tantissimi anche oggi, seppur in una giornata festiva e in pieno periodo di ferie, che state seguendo la nostra diretta. Ormai siete sempre di più coloro che si affezionano a queste produzioni che vi proponiamo in streaming e che vi consentono appunto di seguire sia per chi non è sul posto e sia per chi lo è chiaramente, ma che può seguire anche i tratti e i momenti in cui la corsa non transita di fronte, di seguire appunto le fasi grazie alla nostra diretta streaming. Mi dicono dalla regia che abbiamo ripristinato il collegamento con la nostra Anna Chiara Dinale, dalla quale se è pronta Andrei, siamo ormai vicinissimi, 19 km al traguardo, Anna Chiara, ne mancano 7 al passaggio, credo che anche tutti i tifosi e gli appassionati si stiano trasferendo e stiano raggiungendo appunto Poggiana, si stiano trasferendo dal circuito delle colline per poter assistere al traguardo finale. Abbiamo questa coppia al comando, una coppia all'inseguimento, il quartetto che ha caratterizzato la manifestazione per tantissimi chilometri si è diviso, davanti Scalco e Dodd, alle loro spalle con un ritardo comunque importante superiore al minuto Puz e Brove, e il gruppo principale, o perlomeno ciò che resta del gruppo principale, a 2 minuti di ritardo circa. A te Anna Chiara, ti ho fatto un po' la fotografia della situazione, prego. Ciao Silvio, te lo confermo, il pubblico sta cominciando ad arrivare, sono scesi dalle colline, stanno affrontando il caldo assieme a noi e siamo qui all'arrivo. La fotografia è giustamente quella che ci hai raccontato, il quartetto che sei andato a aspettare. Il sogno di tutti è quello di vedere nuovamente un nome italiano salire sul gradino più alto del podio, quello che si augurava anche Marina Maglioni questa mattina, che l'abbiamo sentito anche microfoni. Si augurava finalmente un italiano. Nella coppia al comando c'è Matteo Scalco, tra l'altro vicentino, abita a una cinquantina di chilometri da Poggiana, quindi giorno a giorno c'è la voglia di essere protagonista oggi proprio qua. Ci auguriamo appunto che l'epilogo sia il più felice per lui, ma naturalmente anche Matty Dodd sta veramente facendo una grandissima prova, è riuscito a recuperare proprio Matteo Scalco, che in salita ha cercato di andarsene. Vedremo questa ultima tornata pianeggiante che cosa succederà. Immagino, viene da dire che andranno di comune accordo, hanno 2 minuti dal gruppo più folto, 1 minuto dai compagni di gruppo iniziale, credo però che sia necessario l'accordo tra i due al comando. Vedremo, i giochi sono ancora aperti, vero? 1 minuto e 2 minuti sono tanti, però se l'accordo non c'è, con questo caldo fanno presto anche ad essere Grazie Anna Chiara, resterei ancora con te in collegamento, ma purtroppo gli speaker ufficiali della manifestazione, che salutiamo e al quale auguriamo naturalmente buon lavoro, stanno facendo il loro lavoro, entrano in modo abbastanza invasivo, diciamo, nell'audio, e quindi ciò che ci raccontavi era diciamo in qualche modo sporcato tra virgolette, insomma, dalle voci anche degli speaker ufficiali, ma abbiamo compreso naturalmente
le tue impressioni che riguardano la necessità, e te lo confermo perché gli stiamo seguendo, che Matteo Scalco e Matty Dodd vadano di comune accordo. Nel frattempo hanno 1 minuto e 30 di vantaggio sulla coppia al loro inseguimento, i due corridori che facevano parte insieme a loro del quartetto in precedenza, Sebastian Putz e Jack Brough, che hanno un ritardo di 1 minuto e 30. Il ritardo invece, qui Radio Informazioni dà un ritardo di 3 minuti e 10 del gruppo. Non è ben chiaro se per gruppo intendiamo il gruppo di 15, 18, 20 atleti che abbiamo visto in precedenza o se si tratta del gruppo, quello che viene chiamato il gruppo principale. Vabbè, al passaggio ormai ci siamo, perché mancano meno di 5 km al passaggio sulla linea del traguardo e avremo modo in quell'occasione di avere una fotografia più diciamo così centrata della situazione. Per ora ciò che è certo è che Matteo Scalco e Matty Dodd, il britannico della Tirol KTM Cycling Team, invece il vicentino, il veneto, il vicentino Matteo Scalco della VF Group Bardiani CSF Faizané, stanno pedalando di comune accordo, hanno ben chiaro nelle loro menti, anche con il sostegno delle due ammiraglie, che è necessario andare di comune accordo. Insomma, ci sarà tempo poi per la melina o per l'eventuale controllo o, diciamo così, iniziative dal punto di vista tattico per cercare diciamo di portare a casa questo importante risultato. Ci sono 50% di probabilità, se la situazione dovesse rimanere questa naturalmente, che ritorni ad essere un italiano dopo che l'ultimo, Nicolò Petitti, nel 2023 appunto a conquistare questa importante manifestazione. L'anno scorso toccò al norvegese Jørgen Nordhagen al termine di una cavalcata solitaria veramente entusiasmante e spettacolare, corridore di cui sentiremo certamente parlare anche nella massima categoria professionistica. Nel frattempo qui abbiamo un britannico e un italiano appunto che per ora hanno concrete possibilità di andarsi a contendere questa 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana, una 49esima edizione che fa da prologo, da anteprima all'importante appuntamento del 2025 con le Nozze d'Oro, quindi con la 50esima edizione della manifestazione, a cui stanno già lavorando gli organizzatori con grande impegno insieme ai loro sponsor e insieme naturalmente alle amministrazioni. Siamo all'ultimo chilometro, quindi 13 chilometri al traguardo. Ultimo chilometro, siamo sul rettilineo d'arrivo, quindi avremo la possibilità anche di vederlo, ma ormai gli appassionati lo conoscono assolutamente alla perfezione questo ultimo chilometro, così come lo conoscono gli atleti. Quindi poco più di 12 chilometri al traguardo finale, perché al passaggio, lo ricordo, i corridori sentiranno il suono della campana, 500 metri al traguardo, all'orizzonte il campanile di Poggiana, sentiranno il suono della campana, dovranno percorrere gli ultimi 12 chilometri. Quindi sembra e aumentano le probabilità perché ci possa essere un arrivo a due, a meno che uno dei due battistrada non riesca a staccare il rivale, lo vedremo. Siamo già entrati nel tratto transennato, ultimi 150 metri, andiamo con la nostra telecamera fissa, con Matteo Scalco che passa in prima posizione, sulla sua ruota Matty Dodd, 12 km al traguardo per loro, transitano anche le ammiraglie della VF Group Bardiani CSF Faizané e della Tirol KTM Cycling Team, sulla prima Mirko Rossato a condurre le operazioni, sulla seconda Martin Taschler, austriaco appunto, direttore sportivo della formazione austriaca del britannico Matty Dodd, quindi ormai atleti che fanno un'attività internazionale non solo dal punto di vista agonistico ma anche tesserati per formazioni. Qui siamo sulla destra con gli inseguitori. Attenzione però perché viene cronometrato e prego la regia di staccare sulla linea del traguardo nel momento in cui transiteranno anche i primi due inseguitori che dovrebbero essere Sebastian Putz e Jack Brough.
Ritorniamo davanti, ritorniamo in testa con Matteo Scalco e Matti Dodd. Continua la collaborazione e la sinergia tra i due. È assolutamente prematuro, ribadisco, cadere nella tentazione di far mancare il proprio apporto, perché vorrebbe dire rischiare di farsi riprendere, quando invece le possibilità di andare a... Eccola qua, la nostra telecamera fissa stacca sulla prima coppia inseguitrice, Sebastian Putz e Jack Brough. Capiremo anche quale sia il loro ritardo. Hanno anche le ammiraglie alla loro ruota, pertanto ritengo che sia anche il loro un vantaggio consistente, con Sebastian Putz, l'austriaco della Red Bull Bora Hansgrohe, che passa davanti a Jack Brough della formazione francese, lui britannico, anche lui della Aix-Provence Dole. Ma ritorniamo davanti, chiedo alla regia sempre di staccare sulla nostra telecamera fissa sul traguardo nel momento in cui ci sarà il passaggio degli altri inseguitori, così vedremo anche qual è nel dettaglio la situazione alle spalle delle prime due coppie. La prima Matteo Scalco, Matti Dodd, la seconda Sebastian Putz e Jack Brough. Tra poco vi daremo anche il ritardo di Putz e Brough. Un minuto e 45, quindi lentamente ma in modo inesorabile continua ad aumentare il ritardo di Putz e di Brough. Un atleta solo in quinta posizione, però con praticamente oltre 3 minuti di ritardo, quindi è vero, oltre 3 minuti di ritardo il gruppo principale, che è questo praticamente, questa dozzina di atleti che rappresenta il gruppo principale. Questo a testimonianza, se mai ce ne fosse stato bisogno, di come il percorso particolarmente impegnativo, il grande caldo, abbia contribuito a selezionare in modo importante il gruppo di 174 atleti che hanno preso il via alle 13:30 da Poggiana di Riese Pio X per questa 49esima edizione Gran Premio Sportivi di Poggiana, 49esima edizione Trofeo Bonin Costruzioni e Gran Premio 2G Verniciatura. 9 chilometri per la coppia al comando, Matteo Scalco e Matti Dodd. Tra poco vi daremo l'aggiornamento, ma che supera comunque abbondantemente i 3 minuti degli altri inseguitori. A 1:45 vi ho ricordato Sebastian Putz e Jack Brough, quindi anche per loro scarsissime le possibilità di poter rientrare, a meno di clamorosi colpi di scena, perché il loro ritardo continua lentamente ma inesorabilmente ad aumentare. Comincia a subentrare anche un po' di stanchezza nella coppia al comando, Matteo Scalco e Matti Dodd, ma continuano a scendere anche i chilometri che mancano al termine di questa manifestazione. Mirko Rossato a dare gli ultimi consigli, gli ultimi suggerimenti a Matteo Scalco. Gli darà probabilmente in dialetto veneto per cercare di Mirko Rossato padovano, Matteo Scalco vicentino. Magari si confrontavano in dialetto veneto per cercare di non far capire a Matti Dodd quali siano le intenzioni. 1:54, sale ancora, siamo al limite dei 2 minuti, il ritardo di Putz e di Jack Brough, che a questo punto devono fare attenzione. Insomma, tra di loro c'è comunque in palio
un ottimo piazzamento in una grande e prestigiosa manifestazione, ma chi riuscirà a battere il rivale salirà sul podio, quindi un ulteriore, mentre il quarto è il primo di coloro che non salgono sul podio. Arriva anche Martin Tascheler, direttore sportivo di Matti Dod, a dare indicazioni al proprio atleta. Starà molto probabilmente anche aggiornando sulla situazione e dando qualche suggerimento. Qualche suggerimento su come condurre questo finale. 7 chilometri, mentre 3 minuti il ritardo del gruppo principale, o ciò che rimane del gruppo principale. Quindi situazione assolutamente ormai, direi assolutamente favorevole a Matteo Scalco e a Matti Dod, che hanno la possibilità di iniziare a ragionare sul come giocare le proprie carte, su come cercare di mettere nel sacco il rivale e di scrivere il proprio nome nel prestigiosissimo albo d'oro del Gran Premio Sportivi di Poggiana, giunto alla 49esima edizione. Il Gran Premio Sportivi di Poggiana che apre praticamente, spalanca le porte al professionismo per chi riesce naturalmente ad essere protagonista, e quindi un risultato così prestigioso sicuramente è un biglietto da visita importante per chi ambisce, e questi ragazzi, quello è il loro obiettivo, poter gareggiare un giorno tra i professionisti nella massima categoria, nelle corse più importanti del calendario internazionale. 6 km e mezzo, ci stiamo avvicinando veramente agli ultimi chilometri finali per la coppia al comando Dod e Scalco. Gran Bretagna contro Italia. Intanto una comunicazione per tutti voi che ci ascoltate e che attendete questo gran finale, ma anche per Alberto Tomorato che curerà il cerimoniale di premiazione. Vince il premio come corridore più combattivo proprio il dorsale 28, il britannico Matti Dodd, Tirol KTM. Mentre nel frattempo mi ero fermato anche per ascoltare le informazioni dello speaker. Il premio al più combattivo, premio sponsorizzato dalla GSG di Simone Fraccaro, è stato assegnato proprio a Matti Dodd, dorsale numero 28, ormai da tantissimi chilometri in fuga. Matthew Dodd, l'ultima manifestazione a cui ha partecipato ai primi di luglio è stato il Tour dell'Austria, dove ha chiuso in 51esima posizione della classifica generale, 17esimo al campionato nazionale britannico su strada e sesto nel campionato nazionale britannico a cronometro, quindi un corridore, diciamo, che anche nelle prove contro il tempo riesce a fare cose egregie. Siamo ormai a meno di 5 km al traguardo per la coppia al comando, con Matti Dodd che ha fatto segno con il braccio, il classico segno con il braccio, vedete, a Matteo Scalco di passare davanti, ma Matteo Scalco per ora si mantiene sulla ruota del britannico. Ora gli dà il cambio, allora era il classico gesto per indicare la buca, il dosso, ecco, quindi sbagliavo io, assolutamente. Non sono iniziati i tatticismi, si continua ad andare di comune accordo e in sinergia tra due uomini che sono a tutti gli effetti i due principali protagonisti di questa manifestazione. Matthew Dodd in fuga da tantissimi chilometri, insieme a Sebastian Puzza e Jack Brough, con azione solitaria veramente degna di nota. Matteo Scalco si è riportato durante la terza tornata
del circuito delle colline, si è portato in solitario sul terzetto di testa, formando appunto il quartetto che ha caratterizzato fino all'ultima tornata del circuito delle colline la testa della corsa, per poi perdere prima Sebastian Putz, poi Jack Brough e poi con Matteo Scalco che proprio nelle ultime centinaia di metri della salita di Santa Lucia è andato a staccare anche Matthew Dodd, che poi è stato bravo però a gestire quel momento di difficoltà e a riuscire a riportarsi su Matteo Scalco e insieme stanno giungendo al traguardo di Poggiana. Se guardiamo la stazza fisica e la corporatura e la muscolatura, probabilmente Matthew Dodd ha delle doti di maggiore velocità rispetto a Matteo Scalco, però mi sto lanciando in una previsione assolutamente suggerita dalla fisionomia, dal fisico dei due atleti. Quindi potrebbe essere proprio il britannico il favorito in caso di uno sprint a due, ma attenzione, siamo al termine di una prova molto impegnativa, caratterizzata dal grande caldo, che si è corsa e si correrà, insomma mancano 3 km al traguardo sulla distanza totale di 164 km e 500 metri, quindi non c'è nulla di scontato e quindi anche la stanchezza e l'affaticamento farà la propria parte. Ormai sono a 2500 metri dal traguardo i due uomini al comando e continuano a darsi i cambi di comune accordo, nonostante un vantaggio assolutamente rassicurante che supera i 2 minuti sulla coppia al seguimento Sebastian Putz e Jack Brough e supera i 3 minuti nei confronti del gruppo principale che è formato da meno di 20 unità. Ecco, 2 minuti arriva il cronometraggio ufficiale in questo momento nei confronti di vantaggio da parte di Scalco e Dodd nei confronti di Putz e Brough. Quindi un podio che certamente per 2/3 sarà straniero. Vediamo se a salire sul terzo gradino del podio sarà l'austriaco Sebastian Putz o il britannico Jack Brough. Sicuramente un britannico ce l'avremo in prima o in seconda posizione, Matthew Dodd, britannico che corre per la formazione austriaca della Tirol KTM Cycling Team, italiano e con la responsabilità di iscrivere nell'albo d'oro nuovamente il nome di un corridore italiano. L'ultimo successo risale al 2023, quindi a 2 stagioni fa, di Nicolò Petiti, che conquistò il successo davanti a Federico Guzzo e alla Lorenz Pitti. Siamo vicinissimi ed è proprio Matthew Dodd che prova, non si accontenta di provare a battere Matteo Scalco allo sprint, ma insomma provare a staccare il rivale quando si è in 2, allora se si è in 3 sai, può avere, diciamo così, un senso provare a staccare chi ti sta accompagnando, perché magari si guardano, vai tu che vado io, ma qui insomma o ci si accorge che il rivale è in grossa difficoltà o altrimenti staccarlo di ruota in pianura diventa veramente un'impresa difficile. Infatti rientra Matteo Scalco proprio in vista dell'ultimo chilometro, siamo già dentro gli ultimi 1000 metri e tra l'altro Matteo Scalco nella posizione più ideale, perché ora certamente non ha più nessuna intenzione e non è nemmeno opportuno di ripassare davanti. Quindi Matthew Dodd in prima posizione, 500 metri al traguardo, Matteo Scalco sulla sua ruota, posizione scomoda quella del britannico che però controlla proprio voltandosi, come si fa nelle gare di velocità in pista, a controllare l'avversario. Ora vede partire Matteo Scalco che però furbescamente fa lanciare il rivale, siamo a 300 metri, è stata una finta quella di Matteo Scalco. Ora siamo ai 200 metri e parte lo sprint con
Dodd in prima posizione ed è Matteo Scalco che va a vincere nettamente su Matthew Dodd, che mi permetto di dire ha commesso qualche errore in questo finale, probabilmente anche perché sentiva la stanchezza che ormai ne stava limitando le performance. Quindi ritorna un italiano a conquistare il successo al Gran Premio Sportivi di Poggiana ed è Matteo Scalco a riuscire nell'impresa con uno sprint vinto nettamente davanti a Matthew Dodd, il britannico della Tirol KTM Cycling Team. Matteo Scalco regala questa gioia alla VF Group Bardiani CSF Faizané, condotta in ammiraglia oggi come in tutte le manifestazioni giovanili dal direttore sportivo di lungo corso come Mirko Rossato, a cui da tanti anni è stato affidato il settore giovanile di questa formazione professionistica, appunto, che ha nella famiglia Reverberi, diciamo così, i condottieri da tantissimi decenni. Rimaniamo in attesa delle immagini per andare a completare il podio. Vedete che Scalco e Dodd avevano conquistato un vantaggio assolutamente importantissimo. Nel frattempo, attenzione, perché c'è stato dietro un ricongiungimento, sono 5 gli atleti al comando, che all'inseguimento, eccoli qua, quindi sono stati ripresi Sebastian Putz e Jack Brough. Vediamo chi sono gli altri 3. Da queste immagini dal drone non sarà semplicissimo andare a cogliere, anche perché il drone giustamente anche per ragioni di sicurezza lavora da una certa altezza e capite che diventa complicato andare a individuare i numeri e la sagoma degli atleti. Vediamo che sono 5, il drone si abbassa, attenzione, siamo all'interno degli ultimi 200 metri, vicinissimi al traguardo. Mi sembra anche questa una maglia della VF Group Bardiani CSF Faizané. Ecco, Mellano, ho seguito Giada Borgato, una delle speaker ufficiali della manifestazione, ed è lui che va a prendersi la terza posizione. Ragazzo cunese di Savigliano, nato il 23 agosto 2006, un primo anno under 23, conquista la terza posizione. Quindi, signore e signori, vince Matteo Scalco, quel gruppo Bardiani CSF Faizané, secondo. Quindi Ludovico Mellano della Astana Development va a conquistare la terza posizione sul podio, quindi un podio direi molto importante. Matteo Scalco in prima posizione, VF Group Bardiani CSF Faizané, Matthew Dodd Gran Bretagna Tirol KTM Cycling Team in seconda posizione. Per quanto riguarda la terza posizione, Ludovico Mellano, Italia, anche lui, XDS Astana Development, formazione sviluppo della formazione World Tour, appunto, della Astana, che ha in Vinokurov il team manager da tantissimi anni. Quindi abbiamo assistito a questa importante manifestazione, viene confermato anche l'ordine d'arrivo. Matteo Scalco, Matthew Dodd, Ludovico Mellano per la 49esima edizione Gran Premio Sportivi di Poggiana, 49esimo trofeo Bonin Costruzioni, Gran Premio 2G Verniciatura. Quindi attendiamo anche i nostri inviati Andrea Finn e Anna Chiara Dinale per le interviste ai protagonisti. Io attendo chiaramente dalla regia indicazioni per passare la linea a Poggiana di Riese Pio X. Perfetto, mi suggeriscono dalla regia che i nostri inviati stanno organizzando le interviste, stanno attendendo i protagonisti per cogliere a caldo, a caldissimo direi, viste le temperature, anche le prime impressioni al termine di questa importante manifestazione che vi abbiamo proposto in diretta, che Ciclismo Web, Extra Ciclismo, Beta Cycling ha voluto proporvi con tutti i mezzi che ha a disposizione, con 2 motoripresa, con un drone, con una telecamera fissa, con un'inviata sul posto, la nostra Anna Chiara Dinale, e con chiaramente
anche qui in studio con il sottoscritto a farvi compagnia e con il coordinamento di Manuel Cantone e Fabio Simonetto. Vedo da queste immagini dal drone che sta inquadrando proprio la nostra postazione delle interviste che Anna Chiara Dinale è con Matteo Scalco. Non so Anna Chiara se mi senti, prego, ti do la linea per ascoltare appunto dalla voce di Matteo Scalco le sue impressioni. Prego Anna Chiara. Siamo con Matteo Scalco, un vincitore, una vittoria eccezionale quella di Poggiana, per te che abiti veramente a pochissimi chilometri, la rimonta sul quartetto di testa, il tentativo di attacco per staccare Dodd che rientra, ma poi in volata sei comunque riuscito ad avere la meglio. Sì dai, per me è stata una giornata fantastica qui praticamente nelle strade di casa, non mi alleno spesso da queste zone però comunque le conosco, già da quando ero juniores anche con la squadra ci allenavamo spesso in queste zone. Oggi la gamba era buona, venivo dal Giro della Valle d'Aosta dove stavo bene e dai, oggi ho provato a anticipare un po' i tempi, ho provato ad andare via al secondo giro e sono riuscito ad entrare nel gruppo di testa, però poi le gambe erano quelle che erano, sono riuscito ad andare via lì con il ragazzo della KTM, ci siamo giocati tutto in volata e dai, ho fatto un po' di furbizia, l'ho fatto partire un po' presto e dai, è andato bene. A chi vogliamo dedicare questo successo? Un grandissimo successo. Va sicuramente alla squadra, ma soprattutto anche alla famiglia e un po' anche a me stesso, nel senso che avevo vinto una gara da primo anno under, però poi tra virgolette non mi ero più ripetuto, avevo fatto diversi piazzamenti buoni, però la vittoria mancava e sono davvero contento. E infatti Anna Chiara, grazie per questo contributo. Matteo Scalco che ha il primo successo. Abbiamo anche Gianpietro Bonin nel frattempo che ci ha raggiunto, un successo come ogni anno, un grandissimo caldo, tantissimo pubblico, un successo finalmente che rientra in Italia con Matteo Scalco, tra l'altro rientra proprio in Veneto. Ma è un caldo che ha sicuramente fatto la differenza nella gara, però il pubblico comunque c'era tanto e ringrazio tutti, gli sponsor tutti, è un vincitore grandissimo, ha fatto una gara veramente spettacolare, l'ho seguito nel Cassane di Santa Lucia nel suo rientro. 15 giorni fa eravamo a Loria dove avevamo parlato e mi aveva detto voglio far bene a Poggiana ed è stato un grande per noi vincitore che sicuramente va ad iscrivere il suo nome nell'Albo d'Oro già prestigioso. Soprattutto perché, lo ricordiamo, al via quest'anno c'erano tutti i migliori team internazionali, 16 quest'anno, una presenza veramente molto molto forte, c'erano tutti i migliori atleti internazionali. Quando abbiamo visto il quartetto al comando lo davamo già per vincitore, poi abbiamo visto questo rientro e il cuore degli italiani ha cominciato a battere all'impazzata. Sì, il cuore degli italiani, il cuore dei veneti, perché lui, Matteo Scalco, praticamente diciamo, è quasi di casa, non è a molti chilometri da Poggiana, anche se è vicentino, ma è qui in casa, per cui tanti tifosi, la Bardiani, sono contento per questa squadra, c'era il meglio del ciclismo mondiale, 20 italiane e 16 straniere, quindi diciamo di più di così non si poteva avere. Beh, sappiamo insomma che nell'Albo d'Oro abbiamo avuto veramente i migliori atleti del panorama internazionale. Nel frattempo abbiamo visto che ci sta arrivando ai nostri microfoni, deve ancora arrivare Matti Dodd, ma abbiamo visto Ludovico Mellano. Le diamo il tempo ancora un attimo di prendere fiato prima di andare a intervistare uno straordinario Ludovico Mellano che al primo anno tra gli under 23 ti avevamo intervistato, volevi fare bene, è andata via una fuga veramente nei primi chilometri, una cosa così inaspettata effettivamente che arrivasse fino alla fine, invece così è stato, però a regolare il drappello per la terza posizione il nome di Ludovico Mellano, eri atteso e effettivamente sei stato confermato uno dei migliori atleti italiani del panorama. Sì, all'inizio praticamente c'è stata una caduta proprio i primi giri della salita che ha favorito diciamo la fuga. Poi i primi giri mi sentivo un po' col caldo, non avevo tanti rifornimenti, quindi sono stato un po' indietro, gli ultimi giri mi sono ripreso e poi siamo arrivati fino alla fine in un gruppo abbastanza numeroso dove con un altro ragazzo siamo andati via e siamo riusciti a riprendere alcuni ragazzi che facevano parte della fuga e poi sono riuscito a vincere la volata per il terzo posto, però va bene così dai. Beh, ti aspetteremo il prossimo anno sicuramente per puntare ai gradini più alti. Comunque è stata veramente una rimonta straordinaria. Avevamo visto a 6 km che il gruppo aveva quasi 2 minuti da recuperare dalla testa e oltre 1 minuto invece dalla coppia inseguitori, per cui avete fatto una rimonta veramente straordinaria. Sì, con l'altro ragazzo siamo andati veramente forte, siamo riusciti a riprendere i ragazzi davanti e sono contento di questa azione, riproveremo il prossimo anno sicuramente. Sicuramente ti attendiamo il prossimo anno. Nel frattempo è arrivato anche Matti Dodd per il secondo posto,
Una prova straordinaria anche per l'atleta britannico. A great race for you today. You were already in the first breakaway, and then we saw you really fighting to stay with Matteo Scalco at the end. The second place, but I think you did really an amazing race. Yeah, I'm pleased with that. I knew if I could get over the climbs that I'm then in the advantage because I'm a heavier guy. So when Scalco attacked, I knew I knew I can bring him back on the flat, so I just stuck to my rhythm and brought him back. And yeah, like the plan wasn't to go in a breakaway, but I saw the opportunity early on and it worked out, so I'm pleased with that. But yeah, it was kind of all or nothing to go in a breakaway because of this heat, but yeah, it paid off in the end. Ci ha appena detto appunto che l'obiettivo di giornata era comunque di entrare in una fuga, sapeva di non essere fortissimo nella salita, di dover misurare le proprie energie, le ha misurate, ha lasciato Scalco andare ad attaccare proprio sulla salita e sapendo di poterlo recuperare nella parte in pianura, così è stato e poi in volata ha vinto il migliore. Per il momento qui è tutto, attendiamo ovviamente le immagini per le premiazioni. Grazie Anna Chiara, grazie per questi straordinari contributi da parte dei primi 3 dell'ordine d'arrivo, quindi Matteo Scalco, Matthew Dodd e Ludovico Mellano. 2 italiani, il primo e il terzo, un britannico il secondo. Tra l'altro Matthew Dodd che grazie alla sua prestazione veramente straordinaria in fuga per tantissimi chilometri, protagonista per 2/3 di gara, riceve il premio come atleta più combattivo di questa 49esima edizione. Abbiamo ascoltato anche un più rilassato rispetto alla intervista rilasciata prima del via Gianpietro Bonin, appunto il presidente della Unione Ciclistica Asolo Bike Poggiana, che ora a bocce ferme comincia un po' a decantare la stanchezza e lo stress accumulato in queste lunghe giornate di preparazione, ma si inizia, diciamo così, a pensare già alla 50esima edizione. Io vedo nel frattempo i titoli di coda che stanno scorrendo, ringrazio la squadra di ciclismo web, Moto 1 Silvano Da Rossa, Andrea Fin, Moto 2 Sante Garlante Roberto Casarin, telecamera fissa Stefano Negri, drone Andrea Tonin, in regia Manuel Fantone, Fabio Simonetto, e i collegamenti con Anna Chiara Dinale. L'appuntamento da parte mia e da parte di tutta la squadra di ciclismo web.net per sabato prossimo, appuntamento in esclusiva, new entry nel nostro palinsesto con il Gran Premio di Capodarco il giorno 16 agosto, nel pomeriggio appunto del 16 agosto, saremo più precisi nell'orario che probabilmente sarà intorno alle 15:30 come l'orario di oggi, e appuntamento assolutamente da non perdere per questa diretta che entra per la prima volta nel palinsesto e nel menu di Ciclismo Web. Le premiazioni di questa 49esima edizione del Gran Premio Sportivi di Poggiana le potrete seguire nell'imperdibile appuntamento di giovedì prossimo, appunto 14 agosto alle 21:05 sulle frequenze di Telechiara e in streaming sui canali, sul canale YouTube di Extra Ciclismo, appunto nella tradizionale appuntamento con la trasmissione di Extra Ciclismo giovedì prossimo alle 21:05. Da Silvio Martinello e da parte di tutta la squadra di ciclismoweb.net una buona continuazione di domenica e grazie per essere stati in nostra compagnia. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobil accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobil. Live your life with us.